L'idea del B&B nasce più o meno nel 2006, è un po' una filosofia quella del B&B, oltre che una scelta personale, perché o credi in quel modo, cioè trasferisci tutto quello che è il tuo, anche la tua passione agli altri, proprio in termini di accoglienza. Non pensavo che mi avrebbe preso così tanto tempo, perché adesso mi ci dedico proprio moltissimo. Non è il fatto di essere a casa tua assieme agli altri, è proprio il fatto di creare le condizioni affinché gli altri stiano bene. A me questo mi gratifica molto, perché anche quando vado io in vacanza mi, mi piace trovare questa atmosfera e la do quasi per scontata, anche se poi mi dicono che non lo è, però a me viene naturale, quindi e agli altri piace, quindi vabbè, abbiamo trovato due modi per stare insieme. Dopo aver aperto il B&B, direi quasi contemporaneamente, mi sembrava giusto dare a quella che è la mia passione, che è sempre stata per l'artigianato, dedicargli il giusto spazio.